il nostro museo e la nostra città. Io ringrazio moltissimo il pubblico e le autorità che sono intervenute per questa cerimonia e che interverranno. Lascerò parlare loro. Esprimo soltanto la mia personale soddisfazione per questa giornata e il mio personale onore perché il Museo Archeologico Nazionale di Adria è stato ritenuto degno di ospitare, di essere il custode per sempre di questi importantissimi reperti che vengono assegnati oggi al museo e alla città di Adria. Voglio ringraziare il pubblico, in particolare le classi del liceo linguistico, del liceo classico Bocchi Galileo e i loro insegnanti, sperando che per loro sia anche un'opportunità così di avere un po' di una lezione di educazione civica. Chiamo a dare i saluti della città il sindaco Massimo Barbolini. Grazie. Grazie. Oggi è una bellissima giornata per la nostra città, per il nostro museo. Ringrazio naturalmente tutte le autorità che sono qui presenti a certificare questa importanza. Ringrazio i ragazzi, le autorità civili e militari, Sua Eccellenza il Prefetto, il Sovrintendente e soprattutto la direttrice del museo perché veramente ci sta facendo un bel regalo oggi insieme ai ragazzi che sono venuti qui perché, come ha detto lei, questo museo è stato riconosciuto importante per accogliere questi reperti che sono stati consegnati e trovati dai carabinieri. Faccio un plauso anche ai carabinieri che hanno trovato questa struttura ha un valore aggiunto. Speriamo di fare in modo che sia sempre più conosciuto e più naturalmente visitato perché è veramente una struttura meravigliosa. Grazie ancora, io porto naturalmente i saluti all'amministrazione comunale e portate chiunque a vedere questa bellissima struttura perché è veramente pagine di storie importanti che hanno segnato questo territorio. Grazie ancora. Grazie Sindaco. A nome della Direzione Regionale Musei Veneto, il dottor Daniele Ferrara, direttore della Direzione Regionale. Buongiorno a tutti. Allora, è una festa oggi, è una festa con cui onoriamo appunto l'Arma dei Carabinieri e il suo nucleo di tutela del patrimonio culturale e a questa festa siamo onorati appunto di avere il signor prefetto appunto di Rovigo e il comandante provinciale dell'Arma, il sindaco. Allora, capite l'importanza, no, di questa iniziativa, anche di questo recupero. Sono pezzi, come dire, che ci introducono a tanta figuratività, tanto immaginario antico, sono interessantissimi. Poi le colleghe, come dire, ci spiegheranno, no? Anche curiosi, no? nella loro proprio costruzione formale, ma vanno anche a integrare, come dire, un tassello, diciamo così, perché la direttrice Alberta Facchi ci diceva appunto, no, che c'erano come dire, esempi ceramici qui in Adria. Adesso non mi soffermo ovviamente sull'importanza della nostra città, appunto, ma frammentari. E allora ecco che da un medesimo ambito culturale, diciamo così, provengono appunto questi pezzi, no? Che sono pezzi etruschi, pezzi apuli, pezzi greci, tutte popolazioni appunto con cui Adria era in collegamento, in contatto. Quindi e sono pezzi, come vedete, integri, no? Quindi è un tassello, come dire, di collegamento culturale, no? Diciamo, storico, fra i materiali appunto qui